Alla conferenza stampa di presentazione del teatro dell'Efebo c'è anche Alessio Lattuca, a cui vorremmo anche con l'occasione un commento su questa proroga che il Presidente della Regione Schifani ha fatto per il rigassificatore di Porto Empedocle, un'opera che sembrava morta, defunta e che invece ora risorge. Allora, non è mai stata morta né defunta, è sempre stata lì in agguato e hanno aspettato i tempi più favorevoli e il pretesto della emergenza che non c'è, perché non c'è nessuna emergenza assolutamente, anzi abbiamo esportato il 600% in più di gas e abbiamo tutti i contenitori pieni, per cui non c'è nessuna emergenza, è solo un pretesto per far arricchire Snam, che è candidata ad acquistare il vecchio progetto inutile, obsoleto e vecchio, che veniva valutato intorno a 500 milioni di euro e oggi si parla di 2 miliardi di euro. A pensar male si fa peccato, però siccome oggi ci sono i contributi del PNRR, posto che il gas, pensate un po', che è stato inserito in tassonomia come green e può avere i contributi del PNR del 70%. Allora, ma qua si parla non solo di questo, si parla del rigassificatore accompagnato a un centro di stoccaggio da fare all'Atere, ma soprattutto questo si collega con l'impianto già per cui hanno chiesto 350 km quadrati di mare, di specchio di mare, per creare un parco eolico megagalattico di fronte alla città di Agrigento, al cosiddetto spazio che si chiama Vascioforno. Allora, tutte queste cose si uniscono e sembra a pensare male si fa peccato, ma si pensa che qui vorranno produrre idrogeno. Quindi diciamo siamo diventati luogo di discarica, di scarti, tutto quello che gli altri non vogliono lo portano in una provincia abituata a subire qualsiasi malversazione, qualsiasi prepotenza, qualsiasi conculcamento di diritti dei cittadini che da 20 anni si battono contro un impianto pericoloso, brutto, indecoroso, ma pericoloso per la salute e per il futuro di questo territorio.